Coach, seconda partita di fila in casa qui a Noventa di Piave, un altro risultato che porta punti a Invent San Noventa di Piave, però una prestazione un po' altalenante, però i 2 punti ci sono. Sì, ci sono i 2 punti. Per come era andata la partita c'è un punto perso per le occasioni che abbiamo avuto al quarto set, dovevamo chiuderla prima, ma devo anche riconoscere il coraggio, la sfrontatezza con cui Torino si è presentata qui ai ragazzi prima della partita. Io ho detto che la classifica è bugiarda, questo è un girone difficile, oggi abbiamo avuto la dimostrazione pratica che bisogna giocare al massimo con tutti, avere rispetto per tutti quanti, tutte le squadre che incontreremo in casa o fuori casa, non temere nessuno, ma indubbiamente il rispetto averlo. Portata a casa sulla tattica questo incontro. Sì, sì, loro, ripeto, hanno fatto sicuramente una grande partita in battute, ci hanno messo in difficoltà, hanno colpito parecchio le linee, merito loro, ma c'è anche un bel po' di demerito nostro. Non eravamo attenti, non eravamo pronti con i piedi. E poi noi abbiamo giocato tatticamente nel senso che abbiamo rinunciato a forzare molto la battuta perché loro avevano un cambio palla molto basso, abbiamo cercato di sfruttare quello. Il problema è che quando loro andavano al servizio ci facevano far fatica per vincere il cambio palla e quindi è stata una partita dura. Adesso vi aspetta un match forse tra i più difficili perché andate in casa del Motta, con l'esperienza maturata in questa A3, in queste prime 8 partite, cosa porterete a Motta? Allora, a Motta secondo me bisogna portare solo una cosa, il coraggio, quello di andare lì in un palazzetto che mi sembra che sia inviolato non so da quanti anni probabilmente, contro un'ottima squadra, contro un gran pubblico che sostiene la propria squadra per tutto l'incontro e noi dobbiamo avere il coraggio, lo stesso se non di più di quello che ha avuto Torino stasera, di quello che ha avuto Prata quando è venuta qui, giocare lì senza nessuna, col braccio bello sciolto, con la testa libera da qualsiasi cosa, condividere e accettare che esiste anche l'errore e andare avanti. Giacomo, seconda partita di fila in casa oggi a Noventa di Piave, uscite vittoriosi al quinto set 3-2 con Vivi Banca Torino, partita abbastanza sofferta questa sera, però alla fine i 2 punti sono stati portati a casa, per te 27 punti. Dal tuo punto di vista la partita com'è stata? Ci aspettavamo una squadra che veniva a giocarsela a viso aperto perché era comunque reduce dalla prima vittoria, quindi portavano dietro di loro molto entusiasmo e hanno dimostrato fin da subito perché sono partiti molto forti il primo set. Questo un po' ci ha spiazzato e indubbiamente abbiamo giocato contro una squadra che tirava molto il servizio e ha ottenuto molto da questo fondamentale. Probabilmente hanno fatto la loro miglior partita in battuta della stagione e quindi secondo me il merito è anche il nostro che siamo riusciti comunque a vincerla, perché quando gli avversari giocano così e ti mettono così tanta pressione non è facile rimanere lì sempre punto a punto. Comunque l'abbiamo fatto e abbiamo portato a casa un risultato importante che dà insomma un po' di tranquillità dopo la vittoria scorsa.